Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Neo Sicilia. In apertura tragedia all'Arenella nella zona sud di Siracusa, dove una donna di 70 anni è deceduta a seguito di un malore avuto mentre stava per fare il bagno. Dopo i soccorsi si è tentato di trasferirla in ospedale, ma il suo cuore non ce l'ha fatta. Duro colpo alla mafia dei Nebrodi, scatta maxi sequestro di beni dal valore di 1 milione di euro a un affiliato dei batanesi. Il provvedimento è stato esteso anche ai familiari del soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Una caduta dagli scogli al lungomare di Catania è costata cara a un sedicenne protagonista di un complicato intervento di soccorso. Il giovane, che voleva solamente festeggiare la fine dell'anno scolastico e l'arrivo delle alte temperature, è stato portato al Cannizzaro in gravi condizioni. Sequestrata un'officina abusiva nel cuore di Belpasso, nel Catanese, il titolare, un 42enne, aveva adibito un garage di sua proprietà a officina meccanica, ricevendo i clienti ignari che si recavano sul posto per riparare i propri veicoli. L'attività era svolta completamente in nero, senza alcuna autorizzazione, e il 42enne è stato denunciato. E in chiusura il meteo: domani temperature in salita con punte di 34 gradi, assaggio di un'estate pronta ad arrivare. Catania e Siracusa tra le più calde. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.